simposio culturale a casa del dottor Salvatore Marchionne, che ci leggerà alcune sue poesie. Ospite il dottor Vincenzo Rizzo, storico dell'arte. A lettera. Una lettera gialluta ci trovata dentro direttero come mamma. Ha dato a coppa paziente, si leggeva, era Natale e tanto tempo fa. Quando ricordo di casa mia sta lettera gialluta mascetata, quando guaglione, a sera da vigilia, sta lettera metteva a nascosta sotto il piatto di papà e mamma. Miei cari genitori, vi voglio dire una cosa, o bene che vi voglio non si può più contare. Questo può dire il vostro Salvatore che vi promette di essere più buono e quanto è buono a questo momento qua. Poi, dopo questa lettura si mangiava il vermicello a vongolo, o capitone fritto, o pesce in bianco, o pochi baccalà, o poche insalatelle di rinforzo con capitone misa a macerare. A mezzanotte poi, con Bambanella, una processione lunga si faceva, può mettere in da rotta ad una scema. Quanta risata, che felicità! Un nonno a pianoforte che suonava e tutti noi attorno per cantare. Quanta Natale sono passata tanto, quanta ricordo sono passate in mente, ma tutto insieme mo, improvvisamente, rinda sta capa sono tornata a galla. Che la felicità, che l'alleria non ci sta più con me, ma che già fa? Ringrazio sta lettera gialluta che ha già trovato in tuo direttero come mamma. Bravo dottore, splendida, vero? Splendida.